Napoli, insieme alle chiacchiere, al sanguinaccio e a vari prodotti fritti che si mangiano a Carnevale, si mangiano le castagnole. Di solito le castagnole tutti le fanno in vari modi, tipo graffe napoletane a palline, con questo impasto diciamo classico, oppure fanno tipo anche bignè. Invece in questo video faccio vedere come fare le castagnole veramente spettacolari, cioè quelle fatte di una pasta frolla che si può friggere, viene una castagnola bella frollosa e la possiamo condire anche con il sanguinaccio. Vi ricordo di andare a vedere sempre tutti i miei dolci di Carnevale nel mio canale YouTube. Voglio ricordare che sotto la descrizione, insieme alla ricetta delle castagnole, c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo ad impastare. Allora, la ricetta per le castagnole fritte, la dose è per circa 1 kg di prodotto finito. Abbiamo 350 g di farina 00 comune che possiamo trovare nei supermercati, non c'è bisogno di una W particolare. Poi abbiamo 150 g di fecola di patate, 125 g di burro, 50 g di zucchero a velo, 5 g di sale, 3 uova circa 180 g, la buccia di mezzo limone e la buccia di mezza arancia grattugiata, 5 g di lievito in polvere, un cucchiaino di estratto di vaniglia o vanillina a piacere, quello che volete mettere, zucchero a velo circa 200 g per la decorazione, liquore al rum almeno 40 g in poi, oppure altri liquori che volete mettere, strega o altro, e il sanguinaccio per rifinire. Allora andiamo a lavorare semplicemente sul tavolo facendo la farina a fontana, faccio vedere la fecola, andiamo a unire il tutto, poi apriamo come un classico impasto una fontana mescolando prima i due composti, poi inserisco il lievito in polvere diciamo sulla il giro di farina che incorporeremo alla fine, il sale, vedete anche il lievito in polvere, andiamo a grattugiare l'arancia e il limone centralmente, velocemente faccio vedere il tutto, poi vado a inserire il burro centralmente con lo zucchero a velo e impastiamo il tutto. Questa parte molto semplice, ecco qua, fatto questa cremina con burro e tutto, iniziamo a amalgamare le uova, formiamo questa pastella come il classico impasto che si fa generalmente. Fatto ciò possiamo iniziare ad incorporare tutta la farina. Vedete, deve essere diciamo un impasto fatto molto velocemente, non è un impasto complicato, è una frolla praticamente che è adatta per essere fritta, e ovviamente quando andiamo a friggere dobbiamo stare attenti alla temperatura dell'olio. Ecco, vado a inserire anche la vaniglia. Come vi anticipavo, dobbiamo stare attenti nella frittura ad avere un olio non troppo bollente, altrimenti non si aprono le castagnole, rimangono crude all'interno. Fatto ciò, vedete, andiamo a incorporare il tutto, vediamo che di sicuro sarà un impasto bello tenace, quindi è un po' difficoltoso diciamo dopo da lavorare, perché le palline non si fanno molto facilmente, ma bisogna schiacciarle bene in quanto un impasto abbastanza tenace. Fatto ciò, facciamo riposare l'impasto per almeno un'oretta, lo facciamo rimanere o sul tavolo o lo mettiamo in un recipiente e lo facciamo riposare un'oretta. Non deve lievitare niente, ma deve solo riposare l'impasto. Fatto ciò, raggruppiamo il tutto, ecco, io lo vado a mettere nella pellicola trasparente e lo facciamo riposare per almeno un'oretta. Nel frattempo prepariamo l'olio, la padella e tutto quanto. Vediamo l'impasto come si presenta, vedete? Ecco qua. Fatto ciò, facciamo le palline da circa 20-30 grammi. Andiamo a tagliare i pezzi e magari possiamo anche pesare uno, poi facciamo tutti uguali. Vado a utilizzare una teglia con foglio di carta da forno infarinata
e vado a fare le palline, vedete, in questo modo, molto facili. Basta schiacciarle per bene perché l'impasto tende sempre a diventare un po' più grezzo. Vedete, ha delle spaccature, non fa niente, è tipico della castagnola. E voilà, fatto ciò, facciamo tutte le palline con l'impasto. Ovviamente è inutile a dirlo che se facciamo le palline troppo diverse, dopo una si cuoce prima, l'altra dopo e non va bene. Mettiamo l'olio sul fuoco sempre abbondante. Vi consiglio di usare olio altoleico o olio d'arachidi, non usate oli molto economici, altrimenti. Facciamo una prova di una sola castagnola, vediamo come si va a cuocere. Se si cuoce in modo che si apre, diciamo la castagnola si apre per bene, l'olio è pronto. Se è troppo forte, che subito si colora, diciamo, la castagnola, non va bene. Vediamo che si colora gradatamente, quindi l'olio è pronto. E facciamo, devono essere 2 calate di queste. Facciamo, è normale che l'olio va a schiumare perché ci sono agenti levitanti all'interno dell'impasto e anche la fecola di patate, quindi è normale che va a schiumare un po' l'impasto. Ovviamente la seconda ancora di più va a schiumare, è proprio caratteristica, diciamo, di questo dolce che fa schiumare l'olio. Andiamo a girare sempre velocemente in modo tale da far aprire per bene tutte le castagnole. Guardate che spettacolo, sono buonissime quando le andiamo a accompagnare con sanguinaccio e anche rum, come facciamo in questo video. Dopo circa 5-6 minuti di cottura vediamo che l'olio si ferma nella cottura, quindi sono pronte. Guardate che spettacolo, le nostre castagnole, faccio vedere il colore come devono essere, guardate che spettacolo, sono ben aperte, pronte per ricevere zucchero a velo e aromi. Andiamo a mettere tutte le castagnole in una, diciamo, spianatoia, o se avete come me un contenitore classico da pasticceria. Vado a spruzzare la rum, che deve essere di almeno 40 gradi in poi, altrimenti non sa di nulla. Io ho usato, non vi nascondo, rum di 70 gradi, mettendone anche poca. Poi andiamo ad asciugare con zucchero a velo. È una caratteristica di questo dolce che deve essere frulloso e zuccherato, umido. In questo modo vado a girare e dopo faccio un'altra spolverata di zucchero a velo, in questo modo, e voilà, le castagnole sono pronte. Magari facciamo un'altra ancora per far assorbire più zucchero è possibile. E voilà, vi faccio vedere da vicino come risultano, ecco. E io le metto sull'alzatina classica per fare tipo una bignolata, in questo modo. E voilà, c'è un gioco di luce a casa mia. E voilà, il piatto è pronto delle castagnole. Guardate dentro come si presentano, spettacolari, frullose, ottime, un odore spettacolare di agrumi. Guardate come risultano. E voilà, ragazzi, vi faccio vedere anche come mettere il sanguinaccio all'esterno, tipo dei bignè al cioccolato, che quando andiamo a mangiare sono una cosa spettacolare. Vado a mettere nel classico sacchetto di foglio di carta da forno che faccio sempre io nei miei video. Metto una parte di sanguinaccio, io lo chiamo sanguinaccio ma è cioccolato, solo cioccolato di Carnevale, a Napoli lo chiamiamo ancora sanguinaccio. Fatto ciò, taglio il cornetto di carta da forno e voilà, vado a mettere in superficie, vedete, guardate che spettacolo, sembrano dei bignè al cioccolato, somigliano tanto. Questo non serve per farvi vedere come possono essere serviti. E voilà ragazzi, ci vediamo dopo per l'assaggio. Che cos'è?